edizione dei nostri telegiornali Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati ancora una volta in diretta come sempre, lo saremo fino alle 14:30. Questa è una giornata ricca di notizie, la prima, insomma la notizia forse più importante per il Veneto da tanti punti di vista è che il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata di fatto è legge, il secondo passaggio alla Camera, una notte molto lunga per la Camera a Roma, ma insomma è arrivato, quindi il disegno di legge sull'autonomia differenziata di fatto è legge. Ora bisognerà trovare gli accordi per i LEP, ma il primo punto, la prima bandiera può dirsi davvero piantata sul territorio, e sapete che è partito tutto da qui, dalla nostra regione, con il primo referendum sull'autonomia del Veneto. Allora io partirei subito con il servizio che in qualche modo vi fa vedere le immagini clou di questa notte e del voto finale all'alba, e poi abbiamo già, e li ringrazio per essere con noi, Roberto Marcato della Lega collegato dal Veneto e Gianangelo Boff, ancora Lega collegato da Roma. Vi facciamo anche lì qua, buongiorno, grazie. Buongiorno a Roberto, a lei e ai telespettatori. Eccoci, buongiorno. Roberto Marcato non sta guidando? No. Bene, lo chiariamo insomma ai telespettatori, non vogliamo che attraverso i nostri schermi passi un messaggio sbagliato. Invece immagino che Gianangelo Boff abbia poche ore di sonno alle spalle. Partiamo con il riassunto di che cosa è accaduto, quanti sì, quanti no. L'autonomia è legge, guardate. La votazione nominale finale mediante procedimento elettronico del disegno di legge già approvato dal Senato numero 1665. Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. La votazione è aperta. Sono le 7:40 quando, dopo una seduta a fiume durata tutta la notte, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana apre la votazione. Poco più di un minuto, ecco il risultato. La votazione è chiusa. Presenti 262, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99. La Camera approva. 179 sì, 99 no, un astenuto. L'autonomia differenziata, dopo via libera del Senato, è legge dello Stato. Si apre adesso la partita dei LEP, ma il 19 giugno 2024 è una giornata che resterà impressa nei libri di storia. Allora, mentre vi stiamo parlando, è convocata a Roma da parte del presidente del Veneto Luca Zaia una conferenza stampa. Poi proveremo insomma a farvi vedere un estratto di questa conferenza stampa, ma subito, non me ne voglia Marcato, vado al volo da Gianangelo Boff. Poche ore di sonno alle spalle, una giornata storica. Che atmosfera si respirava a Roma? Non ho proprio dormito, io ho preso l'aereo ieri alle 4 del mattino e da allora io ancora non ho dormito, perché poi questa mattina avevo un convegno a Chigi che era già programmato e ci sono andato subito finita l'aula, quindi è stato una cosa molto emozionante, è stata una cosa bellissima, perché nel momento in cui abbiamo schiacciato il bottone sul voto finale, la memoria è andata anche a tutti quei militanti che per 40 anni hanno combattuto questa battaglia, ivi compreso poi il referendum. È stato veramente il coronamento di quello che è un obiettivo della Lega da sempre, e quindi un momento di storia molto importante. È stato molto importante anche perché poi adesso noi abbiamo avuto le barricate delle sinistre che ci hanno tenuto in aula fino alle 8 di questa mattina quasi, però va ricordato che i primi governatori che chiesero poi anche di fare gli accordi con il governo per l'autonomia furono i governatori dell'Emilia Romagna. Si ricorda poi che la riforma del titolo quinto fu fatta da D'Alema, perché in realtà noi oggi non andiamo a fare una modifica costituzionale, ma andiamo a dare attuazione a quello che è stato scritto in Costituzione in allora, quindi
non stiamo facendo nulla di nuovo rispetto a quello che era già stato programmato, per cui sentire oggi i 5 Stelle che ci tengono in aula dandoci degli eversivi, quando loro sia nell'accordo con il primo governo giallo-verde sia poi nell'accordo con il governo PD mettono l'autonomia all'interno del loro programma di governo, gli stessi governatori del PD chiedono l'autonomia negli accordi con il governo e poi oggi ci troviamo queste sceneggiate, quindi completa antitesi con quello che loro hanno sempre in realtà sostenuto, quindi un voltagabbana che non ha precedenti. Detto questo, noi siamo convinti che l'autonomia sarà un'assunzione di responsabilità per i territori, sarà migliori servizi per i cittadini e soprattutto i cittadini potranno monitorare e toccare in maniera tangibile chi amministra bene e chi amministra male i loro soldi. Se poi avranno degli amministratori che non vorranno assumersi la responsabilità dell'autonomia, dovranno porsi la domanda su che amministratori hanno, ma se gli amministratori sono in grado di amministrare i loro territori, chiederanno l'autonomia sulle materie e chiederanno di poterle gestire più vicine ai cittadini, che non vuol dire un disegno eversivo, perché come ripeto è all'interno della Costituzione, la Costituzione prevede l'autonomia, ma la prevede addirittura fin dall'inizio, perché lo dice l'articolo 5 che bisogna dare maggiori forme di autonomia agli enti locali, quindi l'autonomia non è solo per le regioni, ma poi a cascata la regione darà autonomia anche a province e comuni, quindi è un cambiamento epocale per il nostro paese e, se tanto mi dà tanto, tutti i paesi federalisti al mondo sono paesi moderni, paesi che sono efficienti, paesi che danno servizi ai nostri cittadini e noi vogliamo che anche l'Italia diventi un paese efficiente che sa dare risposte ai propri cittadini attraverso l'autonomia e l'amministrazione vicina ai territori e vicina al controllo dei cittadini, che con la matita possono decidere chi li amministra bene e chi li amministra male. Resti con noi ancora pochi minuti. Voglio farle un'ultimissima domanda prima di lasciarla andare. Roberto Marcato, è una vittoria della Lega oggi? Insomma, le varie dichiarazioni dei suoi colleghi di partito hanno chiaramente sottolineato, è una giornata storica ed è una vittoria della Lega, non una vittoria del centrodestra. Lei è come dire, uno dei militanti, perché militante vuole essere ovviamente in tutta la sua accezione più positiva. Lei ha da sempre lottato per l'autonomia sul territorio. Abbiamo perso il collegamento proprio nella domanda. Allora, Boff, sono da lei, che così poi la lasciamo andare, vediamo se riusciamo a ricollegarci con Roberto Marcato, perché volevo farle vedere queste immagini, chiedo alla regia di mandarle in onda, perché poi questo è un pochino quello che è successo a margine, ovvero la protesta. Non si riesce a sentire l'audio. Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, si inciancia. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Boff, è accaduto anche questo, l'Inno d'Italia, si continua a... Ma sull'Inno d'Italia, cioè, non abbiamo nulla contro l'Inno d'Italia, noi vogliamo un paese che dia autonomia ai territori senza rinnegare l'unità del paese, cioè non è, il problema non è l'Inno di Mameli che ci mette in difficoltà. Vorrei però dire quelle che sono state le parole anche del nostro capogruppo Molinari, vorrei ringraziare gli alleati di governo, perché chi c'era in aula ha potuto vederlo, la compattezza degli alleati di Fratelli d'Italia nel sostenere l'autonomia, e qua va un ringraziamento anche a Giorgia Meloni che ci ha comunque sostenuto nel percorso, e quindi una maggioranza compatta che ha votato l'autonomia, perché con i nostri voti da soli non ce l'avremmo fatta, quindi c'è stato un grande lavoro anche da parte degli alleati di governo e tutti insieme si è riusciti a portare a casa questo grande obiettivo. Se mi consente un ringraziamento particolare al ministro Calderoli e ad Alberto Stefani, che era relatore del provvedimento in commissione e poi anche in aula, perché è stata una lunga battaglia prima in commissione e poi in aula attraverso l'esame di tutti gli emendamenti eccetera, un grande lavoro di coerenza, costanza, pancia a terra, che ci ha consentito di arrivare al risultato di oggi. Non sono tutti risultati scontati, perché in realtà in poco meno di 2 anni che siamo al governo, con il ministro Calderoli e con Alberto Stefani siamo riusciti a portare a casa l'autonomia. È emozionato? Sì.
Ci sta, insomma, è un'emozione proprio per il grande e lungo percorso che è stato fatto. Grazie Gianangelo Boff, la lasciamo andare ai suoi lavori, grazie per essersi collegato da Roma in apertura della nostra prima edizione. Roberto Marcato, grazie anche a lei per la sua disponibilità. Boff ha ringraziato il centrodestra. Molti dei militanti del territorio della Lega però hanno voluto sottolineare nelle loro dichiarazioni che questa è una vittoria della Lega. Guardi, il mio pensiero inevitabilmente va alle migliaia di militanti che dagli anni '80 in poi hanno lottato con passione, anche quando essere leghisti ci voleva un coraggio da leoni, perché eravamo considerati eversivi, eravamo considerati dei pazzi scriteriati, ci voleva veramente un coraggio enorme ad essere leghisti. Ecco, il mio pensiero va a tutti questi militanti e ai fondatori della Liga Veneta, che hanno avuto questa grande intuizione di porre la questione veneta e la questione settentrionale. Non dimentichiamoci che in Italia si parlava solo ed esclusivamente del sud. Il Veneto, quando veniva trattato come una terra di ubriaconi, veniva trattato come la terra delle servette ignoranti. Vi ricordate i film, no? Nei film eravamo sempre mezzi rimbambiti, ubriachi. Ecco, la Liga Veneta e la Lega ha avuto questo grande merito storico di rimettere laddove meritava la questione del Veneto, del popolo veneto. Quindi il mio ringraziamento va assolutamente a quelle migliaia di militanti che ci hanno consentito oggi di essere qui a festeggiare un momento storico. Senta, dunque lei dice anche una forma di riscatto della Lega, ed è una Lega che oggi ha bisogno anche di ricompattarsi attorno all'autonomia. Da qui la manifestazione di Montecchio. Beh, finalmente sono ormai anni che continuo a dire in tutte le sedi, in tutti i posti, che la Lega ha bisogno di ritrovare la propria identità. Quando un partito annacqua la propria identità, perde di capacità propulsiva, perde di capacità di rappresentare un territorio. Ecco, l'autonomia è sicuramente l'elemento più identitario della Lega. Non c'è spazio nella Lega e nella Liga per chi non è autonomista, federalista, per chi non ha il concetto di sindacato del territorio. Il nostro partito è esattamente questo. Senta Marcato, l'autonomia ci insegnerà ad essere virtuosi, è questo un po' il senso? No, beh, allora, in Veneto non c'è bisogno di imparare ad essere virtuosi, perché lo siamo da anni, lo dicono i dati, lo dicono la capacità di fare economie governando, lo dicono i primati che ci vedono davvero straordinariamente in testa alle classifiche per crescita di PIL, per tasso di occupazione, per capacità di fare innovazione e ricerca. Insomma, siamo la prima regione per turismo, quindi noi non abbiamo bisogno di essere virtuosi. Altre regioni devono invece fare gli esami di riparazione, altre proprio sono bocciate, devono ripetere l'anno su materie come il virtuosismo amministrativo. Senta, possiamo immaginare che questa vittoria di fatto della Lega torni ad unire una Lega, come dire, che abbiamo visto, insomma, anche noi spaesata in diversi contesti. Sappiamo che c'è stato un direttivo provinciale nella Marca Trevigiana, c'è una sorta di lista di proscrizione, insomma, comunque è una Lega che per certi versi è stata anche in difficoltà. Possiamo immaginare che questa vittoria lanci un segnale forte e ricompatti il Carroccio, non solo quello, come dire, veneto, ma il Carroccio intero? Ma è auspicabile, anche perché è una questione di vita o di morte, non è che ci siano grandi alternative. Noi dobbiamo smetterla di pensare a epurazioni, espulsioni, provvedimenti disciplinari, discussioni inutili che non servono a nessuno, e dobbiamo invece tornare a
occuparci e a preoccuparci dei nostri territori, del futuro dei nostri popoli, che sanità vogliamo dare ai veneti, che tipo di economia immaginiamo di qui ai prossimi 30-40 anni, dove vogliamo investire. Di questo dobbiamo occuparci. La Lega, quando si guarda l'ombelico e dice ed è invidiosa del successo dell'uno, dell'altro, e facciamo il provvedimento disciplinare e mandiamo la velina ai giornali, facciamo queste boiate qua, perdiamo consenso, e ci sta bene. Quando invece mostriamo i muscoli, facciamo quello che sappiamo fare meglio, e cioè rappresentare i veneti e rappresentare i territori, ecco, lì facciamo il nostro dovere. Grazie Roberto Marcato, grazie per essere stato con noi, per essersi collegato. Ci sembrava corretto, insomma, in apertura dare il giusto valore a questa riforma che di fatto diventa legge. Ora bisognerà negoziare sui LEP, forse questa potrebbe essere la partita più difficile. No, guardi, allora, stiamo alle dichiarazioni. Fratelli Italia dice che è merito della Meloni se abbiamo l'autonomia. Perfetto. Se questo è vero, i LEP, le deleghe non LEP devono arrivare entro 15 minuti, e quelle non LEP bisogna trovare le risorse e farle arrivare anche quelle, perché poi sa, le dichiarazioni sono tutte roboanti e straordinarie, ma i veneti ti misurano nei fatti. Grazie Roberto Marcato per essere stato con noi, gentilissimo, chiamato in mattinata e subito in prima edizione con noi. Allora guardate, vi facciamo vedere giusto un'immagine, perché poi nei nostri notiziari ve lo faremo vedere. Questa è la diretta Facebook della conferenza stampa convocata a Roma dal presidente del Veneto Luca Zaia. Vediamo se riusciamo a sentire qualche parola, vediamo se ce la facciamo. Una Lega 3%. Mi ricordo che nell'Europeo del 2014 la sfida era passare allo sbarramento. Qua non si ricorda più niente nessuno. Ho visto Renzi col 42% in Veneto all'Europeo del 2014, ho visto il nostro partito al 49,9% all'Europeo 2019, oggi abbiamo il partito Fratelli d'Italia che è al 38%, parlo sempre dei dati veneti, all'Europeo 2024, e poi i romani si dicevano natura non facit saltus, no? E quindi la natura non fa saldi, quindi la vera sfida non è tanto prendere i voti, ma mantenerli. Ok, allora dunque avete sentito, siamo già alle domande dei colleghi giornalisti, dunque siamo già all'analisi politica, e probabilmente si è fatto un passo indietro, si è fatto un'analisi politica del voto. Noi però vogliamo ascoltare i cittadini, che cosa ne pensano di questa approvazione, che cosa si aspettano da questa approvazione, dall'autonomia differenziata. Li abbiamo interpellati. Esatto. Finalmente, era ora, insomma, dai. Io l'ho votata di sicuro e stavo aspettando, dicevo, qua ormai non ci siamo. Finalmente il governo è riuscito, sono felice, sta bene. E va bene che gli altri, è inutile che dicano, impareranno eventualmente a risparmiare, chi spende troppo, e via così, dai, ci fermiamo qua. Potrebbe quindi nettamente migliorare la situazione in Italia con l'autonomia, secondo lei? Per me sì. Perché lo so, la regione che è virtuosa come sappiamo, poi ne guadagnerà. Quella che è meno virtuosa imparerà a diventarlo, cioè non voglio criticare, per carità, ma dai, è un bene per conto mio. Ho votato sì quella volta, non ho cambiato idea. Quindi è una cosa positiva secondo lei l'autonomia differenziata? Se fatta bene sì. Penso, mi auguro che venga approvata. Su quale tematiche secondo lei è importante l'autonomia delle regioni? Diciamo che sulla scuola e altre cose così è meglio che sia gestita a livello nazionale. La sanità c'è il pro e il contro, però penso che i centri di eccellenza ci saranno sempre in varie regioni, non è che un centro sia possibile in ogni regione. L'autonomia, se guardi le regioni limitrofe, può avere un senso se poi questa autonomia viene usata correttamente. Abbiamo dei vicini di casa che sono un esempio, possiamo anche dire sotto certi aspetti, però non so se è la soluzione per una nazione come l'Italia, avere 21 regioni autonome, anche se ce ne sono già 5, ma non lo so. Cosa potrebbe migliorare secondo lei? Tutto basta guardare il Trentino e noi della differenza, è tutto meglio. Sia l'autonomia quindi? Per me sì. Io sono d'accordissimo
Da buona veneta sono d'accordo. Per me che ogni regione sia autosufficiente e si regoli come vuole è la cosa più giusta da fare. Non è possibile fare una cosa del genere in Italia, sono divisive queste cose, non ne abbiamo bisogno assolutamente. Peggiorerà la situazione in Italia? Sì, penso di sì. Sicuramente. Sicuramente. Non si può dividere l'Italia in due, l'Italia è una. Sì. Anche queste cose che fanno, non le Fissare i livelli essenziali delle prestazioni non aiuterà? Non saranno in grado di farlo. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sull'autonomia differenziata delle regioni. Se usata in una maniera corretta può essere una cosa bella, se usata in una maniera corretta, perché siamo in politica e la cosa non è così scontata, no? Ma comunque potrebbe essere... Nasconde qualche rischio quindi secondo lei l'autonomia? Sì, perché i politici... Non voglio parlare male, no, ma lo sanno tutti che fanno quello che pare, allora è complicato. Avete sentito nelle parole dei telespettatori tanti se fatta nella maniera corretta, se realizzata nella maniera più corretta. Allora mi dice il collega Christian Arboit che dovrebbe essere pronto per il collegamento, eccolo, lo vedo. Allora siamo a Breda di Piave nella Marca trevigiana, sapete che ieri l'apertura del nostro notiziario di Treviso era sulla tragedia lungo la A27, un lavoratore stava raggiungendo il proprio cantiere ma si è fermato a prestare soccorso ed è stato travolto e ucciso da un camion. Christian, buongiorno, sei a Breda che è il comune di residenza di Joseph, buongiorno. Buongiorno a te Anna, anche da parte di Renato Capoia che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo a Saletto di Breda, a poca distanza dall'abitazione di Vasile e Joseph, quest'uomo di origini romene di 41 anni che ieri ha perso drammaticamente la vita sulla 27 tra i caselli di Vittorio Veneto Nord e Fadalto, travolto da un mezzo pesante. Vasile stava raggiungendo il proprio luogo di lavoro, appunto un cantiere sulla 27, quando ha visto un'auto in panne e una famiglia in difficoltà e si è fermato a prestare soccorso. È sceso dal mezzo e si è avvicinato alla famiglia, ha cominciato ad attirare l'attenzione degli automobilisti, ha cominciato a muovere le mani per segnalare per l'appunto l'auto in difficoltà, ma evidentemente non è stato visto dall'autista che conduceva questo mezzo pesante. Lo ha travolto, lo ha trascinato per decine, forse centinaia di metri. L'uomo è morto chiaramente dopo un incidente di questo tipo. La comunità di Saletto è sotto shock, qui tutti conoscevano e apprezzavano Vasile, qui con me c'è anche il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole. Buongiorno sindaco, è un giorno molto molto triste per Saletto, per Breda di Piave. È un giorno che non avremmo mai voluto vivere, è un giorno triste, di cordoglio, un giorno in cui non ci sono parole, sinceramente. Le lacrime e basta per come è successo, per il gesto che ha fatto Vasile, un gesto eroico, perché l'ho detto anche ieri sera, lo ribadisco, un gesto eroico, aiutare gli altri, e per aiutare gli altri ci ha rimesso la sua vita e non è accettabile una cosa del genere. A volte c'è un po' di reticenza, no, nel parlare di eroe, però in questo caso lo è stato. Dal mio punto di vista assolutamente sì, perché tantissime altre persone in quell'occasione avrebbero visto l'auto, la famiglia in difficoltà, e avrebbero tirato dritto. Poi lui stava andando a lavorare, quindi magari con i tempi anche stretti, invece no, ha scelto di fermarsi e di mettersi a disposizione. Quindi per me ha compiuto un gesto eroico, purtroppo non gli è stato riconosciuto. Ecco, tra l'altro lavorando in cantiere, forse era anche esperto, no? Quindi ha detto: metto a disposizione la mia professionalità per aiutare questa famiglia, forse c'è anche questo aspetto. Sicuramente sì, è persona capace, persona abituata a lavorare in situazioni come quella, quindi sicuramente proprio per questo ha scelto di fermarsi e di prestare il proprio contributo. Purtroppo
è andata malissimo per lui, veramente io non ho parole, credo tutti noi siamo arrabbiati e ci stringiamo attorno alla sua famiglia naturalmente, oltre che alla ditta De Zottis SPA naturalmente. Ecco, ditta De Zottis SPA che oggi è chiusa, si trova a pochissima distanza da qui anche la ditta De Zottis. Di fatto lo stesso Josif si era trasferito qui vicino, aveva comprato casa praticamente a ridosso dell'azienda e qui stava crescendo anche i due figli, una figlia più grande e un figlioletto più piccolo, entrambi appunto sono molto noti anche loro qui a Breda, frequentano le scuole. Sì, sono conosciutissimi come tutta la famiglia nella comunità di Saletto, che è chiaramente scioccata da quello che è successo. Sì. Ecco, sotto shock dicevamo anche l'azienda De Zottis. 10 anni fa un incidente analogo era costato la vita sul passante di Mestre a 2 operai della ditta, anche qui una ferita che chiaramente si riapre. Ma se sei d'accordo, Anna, e nel farlo ti saluto con Renato Capoia da Saletto di Breda, ti faccio sentire la testimonianza di Denis D'Avanzo, che è carrozziere qui in paese ma soprattutto amico e vicino di casa di Vasile. Il suo è un ricordo straziante, dice una cosa molto forte ma vera: per salvare una famiglia ha di fatto distrutto la sua. Questo è il dramma di questa ennesima tragedia sulla strada, che è anche in parte tragedia sul lavoro, perché appunto è morto mentre si stava recando al lavoro, quindi anche di questo sta tenendo conto l'inchiesta appena partita. Ma ti faccio sentire, ti restituisco la linea del Denis D'Avanzo. Notizia. Niente, ieri sera abbiamo ricevuto questa notizia che un ragazzo è stato preso in autostrada e dopo hanno detto di Saletto di Piave, tanti amici mi hanno chiamato perché con l'attività che ho mi hanno detto lo conosci, subito ho detto non mi dice niente questo ragazzo di Saletto, e dopo purtroppo stamattina è vicino di casa, è un amico, è una notizia brutta perché quando ce l'hai vicino a casa è un ragazzo giovane, famiglia, poi tutti i giorni che lo vedi, specialmente sabato e domenica quando ci vediamo che lui fa le grigliate qua, c'è una notizia bruttissima, non so neanche io come definire una cosa del genere. Purtroppo ha trovato un destino veramente bruttissimo. È morto per uno slancio di generosità, perché lui si è fermato a prestare soccorso. Sì, questo dimostra la volontà di un ragazzo. Cosa voleva dire? Ho sentito le parole perché non ero là, non posso giudicare, non posso dire niente, però ho sentito la dinamica dell'incidente, ha portato soccorso a una famiglia, ha salvato una famiglia e ha perso la sua. Cosa poi fa male perché quando ti alzi la mattina lo vedi tutti i giorni, insomma. E mi spiace per la famiglia, non posso altro che portare le condoglianze perché è una disgrazia grande. Figli, un ragazzo giovane, e cosa si può dire su queste cose? Non si può dire niente. Purtroppo ha trovato un destino brutto e una situazione brutta e cioè, dirgli coraggio alla famiglia è l'unica cosa che puoi dire, però dirlo è una cosa, farlo è difficile. È difficile. Generoso, era anche un gran lavoratore, no? Ci teneva alla sua casa, la stava mettendo a posto. Sì, io l'ho qua davanti i giorni, vedo tutti i gazebi che faceva, le grigliate che faceva, abbiamo scambiato più di qualche volta qualche parola assieme. Un ragazzo semplice, umile, non posso giudicarlo al 100%, non lo conoscevo, però lo vedi, un ragazzo che comincia a alzarsi la mattina, va a lavorare, viene a casa con la famiglia, si dedica alla famiglia. Cosa si può dire di un ragazzo? Niente, un ragazzo modello, un ragazzo che dispiace che è mancato in una cosa del genere perché purtroppo lui non c'è e la famiglia è qua, e come me che lo conosco si soffre già io da amico soffri per una roba della perdita, poi il pensiero è la famiglia è quello che ti... cosa può vivere una mamma, dei bambini, una cosa drastica, insomma c'ho anche io la famiglia, c'ho anche io tutto, però penso una mattina che può mancare mia moglie, mancare io, cosa può succedere? Cioè, frati, le robe va tutto seguire, poi per lavoro, stava lavorando sto ragazzo. Adesso starete vicini, cercherete di stare vicini a questa famiglia, la moglie e i bambini. Non so neanche come comportarmi, guarda, ho ancora da trovarli, andrò a trovarli oggi in giornata perché sono qua che li vedo e cosa posso dire?
mi aggiungo al suo dolore, perché è un amico che lo conoscevo e il dolore è grande, grande, grande. Penso che il tempo porterà un attimo ad attenuarsi questa cosa, però sarà una cosa indelebile, insomma, una cosa... Allora, grazie alla bella intervista raccolta dal nostro Christian Arboit, davvero una tragedia quella corsa lungo la A27. Ora torniamo a parlare del disegno di legge sull'autonomia, perché in collegamento da Padova c'è la nostra Chiara Gaiani con il costituzionalista Mario Bertolissi, un passaggio importante per capire adesso, dopo questa approvazione, che cosa succede. Buongiorno Chiara. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Ringraziamo il professor Mario Bertolissi e partirei proprio da dove tutto in realtà ha avuto inizio, meglio ha avuto inizio la svolta che ci ha portato al sì del Senato, al sì questa mattina della Camera, ovvero dalla commissione presieduta da Sabino Cassese. Un lavoro che è stato molto importante, molto puntuale, molto preciso e che ha portato finalmente al risultato di oggi. Sì. Per il lavoro che ha svolto, per il rispetto dei termini e perché ha messo nero su bianco molte cose a proposito di livelli essenziali delle prestazioni, dei noti LEP, che, come ho sempre comunque detto e scritto, non c'entrano niente con l'autonomia differenziata. Ma per poter procedere è stato indispensabile tenerne conto. Aggiungo anche, perché non voglio dimenticare, che naturalmente il regista di tutto è stato il ministro Calderoli. Questo è innegabile e è dovuto alla sua bravura e alla sua autorevolezza indiscussa, perché personalmente ho potuto constatare il rispetto che gode da parte di coloro che militano dalla sua parte e anche dagli avversari politici che non sono mai avversari. E questo probabilmente dipende da uno stile e dal fatto che opera in modo corretto, perché bisogna che queste cose siano chiare. Ma il lavoro della commissione, composta da circa 60 persone, che ha lavorato anche durante il mese di agosto, lo dico perché è importante e significa anche chiarirsi un'idea di quanto tempo hai bisogno per fare una certa cosa. Non è detto che se hai un tempo lungo la fai. Molto di frequente è più facile che si faccia in poco tempo e quindi tutto questo ha naturalmente sgomberato il campo da quelli che sarebbero stati altrimenti degli impedimenti oggettivi. Professore, le chiediamo adesso quali sono i prossimi passi, che cosa accade per farlo capire anche a chi ci ascolta da casa. Ma una volta appunto entrata in vigore la legge quadro, a prescindere da impicci che possono sorgere, impugnative dalla stessa, sospensione di attività e via di questo passo, può essere avviato il confronto fra la regione che chiede e il governo. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che questa pratica era stata immediatamente avviata da Erika Stefani quando la stessa era ministro responsabile di queste iniziative, e da allora si scelse la strada non della discussione sui massimi sistemi, ma invece di battere la via del pragmatismo, mettendo a confronto la regione con gli apparati della regione competenti, con gli apparati dello Stato competenti, perché esaminassero le varie richieste fatte tenendo conto dell'esperienza e della realtà. E posso dire, per essere stato testimone, che 9 delle questioni di quelle che circolano su 10 non avrebbero avuto diritto di cittadinanza, perché se uno pensa ai problemi e a come risolverli, evidentemente, e non a come non risolverli o a come intortare le cose, annacquarle, a impedire, allora si procede con speditezza e anche realizzando dei risultati che possono essere utili e che ti consentono anche di mettere a fuoco se tutte le preoccupazioni che circano, l'Italia che si spacca e allora i più poveri diventeranno sempre poveri, i ricchi scappano con i soldi, sono barzellette oppure sono le realtà.
Ecco, prima parlavamo, insomma, poco prima di questa diretta, professore, del fatto che le opposizioni hanno sventolato la Costituzione in aula. Aveva senso? Lei è un costituzionalista, tra l'altro, insomma, mi piacerebbe che il collega vi facesse vedere tutte le riviste sulle regioni che partono dagli anni 70, quindi davvero è molto addentro nella materia. Si può dire questo? Si può fare questo gesto? Ecco, so benissimo che la gran parte dei costituzionalisti, e tra loro degli eminentissimi, sono convinti che l'autonomia differenziata e poi anche il premierato, ma aggiungo le grandi associazioni imprenditoriali, i sindacati, la Chiesa, sono tutti preoccupati del fatto che la Repubblica sta per disarticolarsi. Io non sono convinto di questo, non sulla base di scelte di carattere politico, ma di convinzioni che ho sempre testimoniato parlando e scrivendo e che ho sempre documentato. Quindi non penso affatto che corra un rischio la nostra Costituzione. Se vuole aggiungo anche due cosette che però dovrebbero far riflettere. Se pensiamo al fatto che l'Italia ha così grandi differenze, l'ho accennato anche prima, chiediamoci perché queste differenze continuano ad esserci. Queste differenze, tra l'altro, sono gigantesche per quel che riguarda la fiscalità. Vi pare possibile che, come ha scritto di recente Alberto Brambilla, il 5% si sobbarchi praticamente tutte le spese che contano in questo paese, il 5% dei contribuenti? Io penso che questo sia uno scandalo enorme e sia una violazione strutturale della Costituzione, perché utilizzo questa formula tratta da Walt Disney. Diceva Re Giovanni, bisogna a Robin, rubiamo al povero per sfamare il ricco. Perché ci siamo trovati di fronte 1000 volte a situazioni di questo genere. Colui che non ha pagato il tributo ha ottenuto l'erogazione di tutte le prestazioni e servizi gratis, ma non solo, avvantaggiandosi anche di bonus ed altro. Il povero Cristo che prende 1.000 euro al mese ha concorso per sostenere anche queste altre spese. Mi domando, ma non si dovrebbe scendere in piazza per questo? Non è minata la Costituzione, il patto costituzionale in radice per queste ragioni? E potrei continuare a aggiungerne altre per dire che se vogliamo proprio mobilitarci, mobilitiamoci con quella che rappresenta la violazione più plateale, essenziale, direi insopportabile di ciò che presiede a una vita civile, perché noi attraverso la povertà certe volte di coloro che vivono al limite garantiamo il sostentamento e l'erogazione di prestazioni di coloro che si sottraggono al dovere di concorrere alle spese pubbliche. Quindi nessuna preoccupazione della fiscalità regionale. Pensi lo Stato a mettere a posto la sua, io per la verità la sto aspettando da quando ho fatto l'esame di diritto tributario, e cioè dal 1972. Anna, non so se hai altre domande, perché direi che insomma con queste parole ci ha illustrato bene qual è il suo pensiero e quale sarà anche il futuro cammino di questa giornata storica dei voti del sì incassato appunto alla Camera dal decreto sull'autonomia. Grazie Chiara Gaiani, illuminante come sempre il professor Bertolissi, che ringraziamo davvero per averci concesso questa intervista in diretta in prima edizione. Andiamo in pubblicità, poi al rientro continuiamo con la cronaca e spazio anche all'ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto che quest'anno hanno aderito al Pride. Cercheremo di capire perché. A tra poco.
Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, avete sentito il passaggio sull'autonomia, è stato approvato il disegno di legge sull'autonomia differenziata, l'approvazione praticamente all'alba di questa mattina, poi la cronaca con la tragedia in A27 e il contributo del collega Christian Arboit che è andato proprio a Saletto di Breda di Piave, comune di residenza della vittima. Ora siamo nel Vicentino con la cronaca, con il blitz antidroga delle Fiamme Gialle della polizia locale di Vicenza. Guardate. Blitz antidroga. Le Fiamme Gialle entrano in azione nel cuore di Vicenza. Dopo aver mappato la città e approfondito alcune segnalazioni dei residenti, gli uomini della Guardia di Finanza con la polizia locale effettuano un controllo in un appartamento di San Pio X con le unità cinofile. La perquisizione permette di trovare e sequestrare 19,6 grammi di cocaina, 11,85 grammi di eroina, 5,94 grammi di crack e 0,86 di marijuana, droga già suddivisa in quasi un centinaio di dosi pronte per essere spacciate a Vicenza. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato 1.270 euro in contanti, 2 bilancini di precisione e molto materiale per il confezionamento. Per questo Fiamme Gialle e Polizia Locale hanno arrestato in flagranza di reato 2 nigeriani e denunciato a piede libero un terzo uomo, tutti già aggravati da numerosi precedenti. Ancora a Vicenza, un bar in città devastato da uno straniero ubriaco, così ha reagito contro l'esercente colpevole di essersi rifiutato di versargli ancora da bere. È accaduto nella zona dello stadio dove già si sono registrati aggressioni ad altri commercianti. Per noi sul posto ci sono Daniele Garbin e Simone Squarcina. Siamo all'interno del bar tabaccheria Sofì in zona stadio, via Gian Giorgio Trissimo. Questo è il posto che è stato danneggiato l'altra sera da un ubriaco, uno straniero ubriaco che ha reagito in modo violento al titolare del bar in questo momento perché si era rifiutato di fornirgli ancora dell'alcol. Ecco, è stato così, infatti la vediamo, no? Provato. Sì, praticamente gli è stato detto che eravamo in chiusura e non potevamo servire più perché già erano le 9:30 e dovevamo chiudere. Anche perché era il compleanno di mia moglie, perciò dovevamo rientrare a casa e dovevamo festeggiare e invece abbiamo avuto questa disavventura. La vediamo anche provato in viso, ci sono dei segni, lei ha reagito, come è andata perché non c'è stato, no? Che cosa vi ha danneggiato? Lei come è stata la colluttazione? Sì, abbiamo avuto una colluttazione, pur di cacciarlo via lui ha cominciato a sbattere sedie, a buttare sedie per terra e l'abbiamo dovuto cacciare fuori. Pur cacciandolo fuori ci siamo un po' imbattugliati ed è successo quel che è successo. Noi per la cronaca diciamo anche che l'uomo è stato poi immobilizzato, hanno aspettato la polizia, è stato portato in questura, foto segnalato, però la mattina dov'era? La mattina si è presentato in tabaccheria che voleva le sigarette e io non gliel'ho dati, gli ho detto sei pregato di uscire immediatamente se no chiamo la polizia di nuovo. Quindi questo è un po' la cosa inquietante, persone che pur avendo sulle spalle questi precedenti ancora, lei ha paura in questo momento? Ma paura non ne ho, grazie di Dio, perché fino adesso ancora ci possiamo difendere, però far girare queste persone e portarsele in caserma e liberarlo dopo un'oretta non mi piace tanto. Ieri la questura mi ha chiamato dicendomi se io andavo a fare la denuncia e un referto medico, gli ho detto guarda, perdere un giorno in pronto soccorso, un altro giorno in questura per fare la denuncia e vederlo fuori dopo una mezz'oretta non mi piace così tanto, perciò non perdo questo tempo, preferisco stare qua e avere pazienza. Ecco. Per questo ci raggiunge in questo momento il capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, Jacopo Maltauro, grazie per averci raggiunto, soprattutto perché sottolineiamo un fatto, questa è una zona e si ripetono troppo spesso. Ma è una zona che conosco bene, è un'attività che conosco bene e francamente mi dispiace sentire che ci sono commercianti che devono affrontare situazioni di questo tipo. Ormai a Vicenza, nella nostra città, quella che dovrebbe essere un'eccezione si sta trasformando in una regola e quotidianamente ci sono commercianti, gente che lavora, famiglie che si trovano ad affrontare situazioni in cui ci sono furti, aggressioni, episodi di violenza. Affronteremo un periodo estivo anche intenso con alcune manifestazioni e opere importanti, sulla sicurezza serve maggiore capacità.
Servono anche maggiori uomini, sappiamo anche la polemica alla questura che aveva avuto un deficit, servono più pattuglie? Assolutamente sì, gli organi di polizia sono fondamentali, anzitutto la sicurezza si combatte con la coercizione e la prevenzione, a far questo sono gli agenti della polizia locale, della polizia di Stato e i carabinieri. Serve sempre più sostegno da questo punto di vista, arriviamo da 10 anni in cui i governi di centrosinistra hanno tagliato tutto il possibile, assistiamo oggi a un'amministrazione comunale che ha una visione di polizia locale non così, diciamo, aperta e intensa. Dal mio punto di vista serve essere molto più vicini a commercianti e famiglie vicentine che quotidianamente soffrono questi episodi. Restiamo nel Vicentino, avete visto, Attiene ha scatenato la polemica la preghiera musulmana al parco in cui uomini e donne, così come insomma da tradizione musulmana, sono stati divisi, la donna e le donne erano dietro ad una sorta di muro creato apposta per questa preghiera, polemica scatenata dalla Lega del Vicentino. Noi abbiamo chiesto un commento ai vicentini, sentite che cosa ci hanno risposto. La polemica è sulla discriminazione uomo-donna, ma poi c'è tutto un problema dell'inserimento degli extracomunitari nella zona. Il problema grosso è l'incontro di due mentalità, di due mondi. Lei ha voluto rispondere pubblicamente a Eric Pretto, che cosa gli ha voluto far sapere? Volevo dire al signor Eric Pretto che prima di parlarne deve informarsi bene sul fatto che questa non è una discriminazione, questa piuttosto è per rispetto verso le donne, per la privacy delle donne, che chiede l'Islam di una separazione durante la preghiera. Momenti come questi dove ci sono guerre in atto, dove c'è gente che muore e altro, e discriminazioni verso donne, verso razze, non è giusto, non è bello. Quindi il più è inglobare, più che dividere. Si sente in qualche modo schiacciata, ecco, non rispettata? No. Uomo rispettare sempre donne, prima è rispettare la mia religione, sì. Io no, la mia opinione non accetterebbe questo fatto, ma la loro sì, quindi io rispetto il loro modo di vivere la religione. Se io ragiono da donna occidentale ovviamente non accetterei questo, ma penso che loro stesse lo accettino perché fa parte della loro cultura, della loro religione, cosa che invece noi non potremo mai accettare. E quindi è giusto che venga attuata anche in questi modi in Italia? Ecco. Ma secondo me da donna e per una donna assolutamente no, assolutamente no. Quindi per lei chiederebbe che si adeguassero anche durante i riti religiosi? Chiederei sì che si adeguassero, ma non credo che questo venga accettato perché fa parte della loro cultura, della loro religione, sono tradizioni molto difficili da eradicare. Penso che non sia giusto qui in Italia portare avanti queste manifestazioni che sono contro la nostra cultura, contro anche il nostro modo di vivere conquistato in tanti anni. Per cui ecco, e poi sembra tanto brutto proprio a prescindere delle donne messe in un recinto e lasciate separate dagli uomini, non la trovo una cosa bella. Evidentemente essere divisi su questo tema è la normalità, è quello che può accadere, probabilmente l'errore entra in gioco quando quello che accade diventa una strumentalizzazione politica sia a destra che a sinistra, e di strumentalizzazione politica purtroppo ad una strumentalizzazione politica si è prestato sovente anche il Pride, i raduni LGBT convocati nel nome dell'inclusione e dell'uguaglianza, diverse le manifestazioni in tutte le città del Veneto, e a queste manifestazioni l'ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto ha deciso di aderire. Lo hanno fatto attraverso un comunicato. L'ordine sarà a Venezia domenica 9 giugno ed è presente a tutti gli incontri: 9 giugno Venezia, 16 giugno Verona, 22 Vicenza, 29 Treviso, 13 luglio Belluno. Buongiorno e ben ritrovato Michele Orlando, che è il coordinatore del gruppo di lavoro dell'ordine proprio dedicato a questo tema. Michele, buongiorno. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Allora, un comunicato per chiarire e posizionarvi in qualche modo. Questa adesione che cosa ci racconta?
Allora, intanto aggiungo solo un dettaglio, che siamo stati presenti anche il 1° giugno a Padova, perché la prima manifestazione del Veneto è stata a Padova. E oltre a questo la decisione di aderire alle manifestazioni, ma non solo l'adesione alle manifestazioni, anche una serie di lavori, di attività che stiamo portando avanti come Consiglio attraverso il gruppo di lavoro, sono tutte volte a esplicare e portare avanti quello che è il lavoro che dovrebbe portare la nostra comunità professionale in termini di benessere e salute per ogni cittadino e cittadina. Ecco. Perché secondo lei quando si parla di Pride i temi attorno alla comunità LGBT non vengono ancora oggi considerati come legati alla salute e al benessere dei cittadini? Cioè, qual è il problema? Perché c'è questo bisogno, come dire, che ci sia un sostegno anche psicologico? Vediamo sempre di più all'interno della pratica clinica come sono ancora presenti tutti quelli che sono gli effetti degli stigma in merito alle persone dell'ambito LGBTQI+, d'accordo? E lo stigma e quelle che sono poi le politiche che vengono portate in merito avanti, quelli che sono poi gli attacchi che possono essere di tipo mediatico anche di merito, hanno tutta una serie di ricadute su quello che sono il benessere e la salute mentale delle persone. Ed è partendo proprio da questi principi, che sono quelli che ci ispirano a livello etico, deontologico, ma anche guardando quella che è la letteratura scientifica di merito, che diventa importante non solo portare avanti una buona pratica clinica di prevenzione, sostegno, supporto, cura e quant'altro, ma anche prendere una posizione che sia chiara su quelli che sono gli scopi e principi che muovono la professione psicologica e come questi debbano essere aderenti a supportare tutti i cittadini e le cittadine. Noi abbiamo preparato delle immagini, così anche, insomma, essendo mezzo televisivo dobbiamo lavorare anche con le immagini. Queste sono le immagini del Pride di Padova. Non credo che si tratti di quello del 1° giugno, comunque è uno degli ultimi Pride che si sono tenuti a Padova. In che modo siete stati presenti? Cioè, avete anche creato, insomma, dei momenti di ascolto con le persone, o la vostra presenza in questa sede, quindi in questi Pride, è stata anche molto simbolica per lanciare un messaggio, evidentemente? Ci siamo attivati, oltre che con il comunicato appunto che è stato diffuso. Ad esempio a Padova siamo stati presenti all'interno del corteo, abbiamo sfilato all'interno del corteo portando uno striscione, un banner in cui c'era il simbolo, il logo dell'ordine, per far vedere che c'era una presenza attiva all'interno e coinvolgendo anche le colleghe e i colleghi ad aderire insieme a noi. Ad esempio prossimamente questo sabato saremo presenti al Pride di Vicenza, dove oltre a sfilare ed essere pienamente riconoscibili come ordine, come professionisti, ci sarà anche un intervento fatto da parte mia sul palco durante il momento finale, quello di chiusura, dove ci sono i vari interventi di varie persone che vengono invitate a partecipare, e questo accadrà anche in alcune manifestazioni successive. Ecco. Questo da un punto di vista di quello che è il sostegno al Pride e quant'altro. Poi ci stiamo attivando per portare avanti momenti di formazione, momenti di convegno, stiamo riflettendo con altre professioni di ambito come gli assistenti sociali piuttosto che altro, per portare maggior formazione e ascolto sul territorio ai professionisti, alle professioniste e anche ai cittadini. Senta, siamo reduci da una campagna elettorale a tratti molto forte, no? Voi sottolineate l'importanza di un ambiente sociale che valorizzi la diversità. Secondo lei in questa campagna elettorale la diversità è stata valorizzata? Cioè, possiamo immaginare che anche la politica abbia, come lei dice, stigmatizzato un po' la diversità? E diversità io intendo davvero in tanti ambiti, perché possiamo mettere dentro anche gli stranieri, possiamo mettere anche la diversità nel senso i non italiani, attenzione, non stiamo parlando solo di orientamento sessuale, il concetto della diversità. Siamo liberi di essere diversi oggi in questa società? Allora, io credo che siamo fortunati nel vivere in una nazione o comunque in una parte di mondo dove c'è una maggior libertà
sotto certi punti di vista di espressione libera. Però questa fortuna non è casuale, è una fortuna che si è costruita nel corso dei decenni con lotte importanti che conosciamo tutti, lotte politiche, lotte sociali contro le discriminazioni, per portare avanti la possibilità di una espressione sempre maggiormente libera. Ecco, partendo da questo presupposto e vedendo quello che sta accadendo in questi anni, penso che sia ancora molto importante mantenere l'attenzione alta anche a livello politico, perché si possa continuare a essere liberi nell'espressione e nell'essere ciò che si è. Ecco. Un altro tema di cui vorrei parlare con lei è come dire, quello che poi appare, quello che viene restituito ai cittadini anche a livello comunicativo. I Pride sono amati, ma sono anche contestati perché come dire, a volte sembra che vogliano portare all'esagerazione, ad estremizzare determinati concetti. C'è chi parla di manifestazioni colorite, c'è chi invece da questo tipo di manifestazione è infastidito. Ecco, che lettura possiamo dare di questo approccio al Pride così diverso? Ma intende l'approccio di chi fa parte della manifestazione o da chi la vede dall'esterno, giusto per capire meglio? Di chi la accoglie dall'esterno. Allora, sicuramente all'interno di ogni manifestazione, come di qualsiasi attività che possa essere pubblica, ci sono modalità che possono essere anche soggettive nell'espressione. Quindi se soggettivamente decido di esprimere ciò che sono, ciò che faccio, ciò che voglio portare avanti in una modalità che possa essere diversa da quello che mi è accanto, ho la mia libertà per poterlo esprimere e devo fare attenzione al contesto ovviamente in cui la sto esprimendo, in cui decido di impegnarmi, ecco, da questo punto di vista. Posso comprendere che non per tutte e tutti ci sia la stessa accoglienza, perché comunque c'è una soggettività anche all'interno dell'accoglienza. Probabilmente ci possono essere momenti, situazioni, modalità che possono essere più o meno forti a livello di immagine, di impatto, ma queste possono far parte anche di quella che può essere una dialettica sociale in qualche modo. E quindi partendo da questo presupposto che siamo diversi sia nell'espressione sia nell'accoglienza che nella visione, credo che entrambe le parti possano essere ascoltate e forse dobbiamo trovare un modo per conciliare e far sì che tutto questo possa essere integrabile, possa essere integrato, perché l'importante alla fine è il rispetto dei diritti universali che tutti quanti dovremmo avere. Senta, in ultima battuta, l'abbiamo raccontato anche noi come giornalisti, questo tema ha posto a livello concreto diverse questioni. Ricordiamo la scelta di alcune scuole di creare dei bagni per le carriere, per i ragazzi che ancora non hanno capito qual è il loro orientamento sessuale. C'è un grande focus sui ragazzi in questo momento, dai documenti di identità ai servizi igienici. Ecco, è un dibattito secondo lei sano quello che stiamo vedendo, e qual è il modo migliore per essere a fianco di questi ragazzi che non hanno ancora capito qual è la loro vera strada? A mio avviso il dibattito rimane sano finché è un dibattito che possa permettere l'espressione, l'integrazione delle varie parti, ma soprattutto finché si basa su dei principi e anche degli studi di merito. Noi abbiamo in mano diversi studi a livello scientifico fatti a livello longitudinale, quindi per anni, che ci danno delle dimostranze abbastanza importanti su quello che dovrebbe essere il modo di approcciarsi a determinate tematiche. Allora, finché i dibattiti si basano su punti forti, fondati, approfonditi e quant'altro, e quindi riescono a stare in una dialettica che sia anche adeguata per tutti quanti, nel rispetto di tutti quanti, sono dibattiti che dovrebbero essere concessi, dovrebbero essere, anzi, secondo me anche da qualche punto di vista sostenuti, perché permette anche un'evoluzione della società, una società che dibatte, una società che si confronta, evolve, cresce e costruisce successivamente. E per quanto riguarda ragazzi e ragazze, la cosa che dobbiamo fare è proprio questa: porci accanto a loro, sostenerne la loro piena espressione, il loro pieno percorso per permettere un benessere globale, che possano arrivare alla fine ad avere la vita che desiderano, che si meritano. È in aumento secondo lei il numero dei ragazzi che oggi sono in difficoltà con la propria identità sessuale? C'è più consapevolezza e quindi ritiene più questo, c'è maggior consapevolezza da un lato, dall'altro lato c'è anche maggiore apertura
maggiore libertà nella nostra società per poter esprimere ciò che siamo realmente. È un'evoluzione che è avvenuta su tutti i campi. Noi oggi stiamo parlando di libertà e di espressione in questo ambito, ma se dovessimo pensare anche ad altre situazioni dove c'è stata molta più libertà, dove si stanno superando degli stigmi del prendersi cura della propria salute mentale e quindi di rivolgersi allo psicologo quando ci sentiamo in difficoltà, oggi è maggiormente, diciamo, condiviso e maggiormente pubblicizzato anche in qualche modo. Quindi sì, c'è un aumento, perché c'è un aumento anche dell'accoglienza, mi auguro, e c'è un aumento della libertà di merito. Michele Orlando, grazie. Allora, io ricordo le date, le prossime: sabato 22 Vicenza, sabato 29 Treviso, sabato 13 Belluno, e l'Ordine ha invitato la comunità professionale a partecipare alle diverse manifestazioni che si svolgeranno in regione. Grazie, lei è il coordinatore del gruppo di lavoro, quindi grazie insomma di averci portato la testimonianza di come sta lavorando l'Ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto. Grazie a voi. Arrivederci Michele Orlando. Allora, andiamo in pubblicità, pochi secondi di pubblicità, e poi con noi in diretta da Malcontenta la nostra Ilaria Marchiori. A tra poco. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, andiamo subito con le immagini alla puntata di Ring di ieri sera, dove Giuseppe Paolin della segreteria regionale della Lega ha avanzato, proprio in diretta con il nostro Nicola Zanetti, una proposta shock per contrastare l'assenteismo alle urne, ovvero pubblicare i nomi di chi va a votare e chi no. Lo ascoltiamo. Io sto pensando a una proposta per pubblicare l'elenco dei votanti. Ogni comune pubblica chi ha votato e chi non ha votato. Perché se dobbiamo dirla tutta, i politici sono sottoposti al certificato penale e tutta una serie di incombenze per evitare che siano dei ladri. Al cittadino io chiederei solo di sapere se ha votato o no. Ma dove lo pubblicherebbe? Ma nei siti comunali, fatto salvo chi sta male, c'è tutta una serie di cose da superare su questo frangente, però io non avrei nessun problema a far vedere se ho votato oppure no. Credo che ci sia un problema di privacy. Ma per l'amor di Dio, ma la privacy c'è la privacy anche sulle firme. Ad esempio, per mandare a casa, io vi faccio questo esempio, uno si iscrive a un partito e c'è la privacy sul mandargli un messaggio. No, ma come? Se si è iscritto a un partito vorrà ricevere le proposte che farà quel movimento piuttosto. Non so dove la privacy si possa invocare su questa cosa. Al politico si chiede di essere trasparente e essere... Io al cittadino chiederei solamente l'impegno di andare a votare. Non credo che sia una bestemmia. C'è la privacy, faremo... sicuramente è da mettere a punto, nel senso che bisogna trovare le maniere per chi è malato, per chi non può andare a votare, certamente. Però non credo sia una roba... ognuno fa la sua parte. Zanoni velocemente, non dare pubblicità. No, velocemente, io in questo mese di campagna elettorale, 2 mesi anzi, ho incontrato moltissimi cittadini anche nei gazebi e ai mercati, e molti di questi ti dicevano anche con orgoglio: non vado più a votare perché avete deluso tutti, non siete coerenti, non mantenete gli impegni. Io penso che non è una legge che rende obbligatorio pubblicare chi va a votare e chi non va a votare che risolviamo il problema dell'astensionismo. Si risolve il problema dell'astensionismo cercando di essere coerenti e dando fiducia a questi cittadini che non vanno più a votare, facendo tutti il nostro dovere e cercando di risolvere i problemi dei cittadini. Sì, ma Zanoni, perdonami se ti interrompo, se demonizziamo la politica, cioè i cittadini continueranno a dire che sono tutti uguali, bisogna anche arrivare a parlare con i cittadini. Responsabilizzare i cittadini, ma però sì, è un diritto dovere, per cui vi ricordo che era un dovere e tempo fa venivano tolti a chi non andava a votare. Io non voglio arrivare a questo. Il problema ce lo dobbiamo dire noi che facciamo politica. Ci sono tantissimi parlamentari che sul territorio non si vedono, è il grande tema dei nominati, perché se tutti fossero
fossero eletti con le preferenze, dovrebbero ritornare nel proprio territorio, dovrebbero portare risultati, dovrebbero confrontarsi con la gente, dovrebbero, come fanno gli amministratori locali, noi dobbiamo stare in mezzo alla gente, questo dobbiamo fare. Volevo tornare sulla questione che diceva prima, su questa notizia che ci dà, questa proposta insomma per rendere pubblicabili i nomi di chi ha votato e chi non ha votato nei comuni, diciamo nei siti comunali, immagino. A chi la farà questa proposta? Ma la farò ai miei parlamentari, io la sto scrivendo e dopo la propongo, logico che passerà il vaglio. La mia allora è nata come provocazione per cercare di smuovere un po' e chiedere anche al cittadino di farsi parte attiva, perché a me dispiace quello che diceva Zanoni prima, che incontriamo gente e che ci dice non vado più a votare, perché ti stai facendo un danno non andando a votare, perché vota il meno peggio, ma vota, scegli, cerca di vedere, perché comunque i politici non vengono da Marte, sono la scrematura della nostra società. Se fanno schifo vuol dire che la nostra società fa schifo. Allora, subito con Ilaria Marchiori, che è collegata da Malcontenta per dei depositi di benzene che pare dovranno rimanere lì dove sono, e da qui insomma è nata la polemica. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme ai membri del Comitato Tutela Salute e Ambiente a Malcontenta. Ormai li conosciamo perché la loro protesta non finisce. Ora hanno deciso di presentare un ricorso contro quello che doveva essere il trasferimento dei serbatoi qui a Malcontenta, che invece non è ancora avvenuto. Allora, iniziamo subito con lei, vicepresidente del Comitato, Dario Giglio, eccoci qui. Allora, voi avete presentato questo ricorso perché le risposte non arrivano, doveva essere messo in atto un progetto con il trasferimento dei serbatoi che non c'è stato e voi non ci state. Sì, esatto, come Comitato Tutela Salute e Ambiente appunto siamo stanchi di essere presi in giro come cittadini e soprattutto perché non si rispettano gli accordi presi anni fa. E abbiamo fatto ricorso alle deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto riguarda che adotta la variazione del piano degli interventi, che consiste in cosa? L'oggetto del contendere è lo stabilimento che abbiamo qua di fronte, di dietro, che ha 28 serbatoi di combustibile con una capacità complessiva di circa 1.300.000 litri di combustibile altamente infiammabile, che rappresenta una minaccia costante perché siamo a 150 metri dall'abitato, e nonostante questo non rispettano gli accordi, che l'accordo precedente fatto dall'accordo programma del Vallone di Moranzani prevedeva il trasferimento a 1 chilometro da qua vicino al canale Sud. Con questa deliberazione dei comuni di Venezia, la San Marco Petroli rimane al suo posto, praticamente non c'è nessun beneficio per la cittadinanza, non c'è nessuna compensazione praticamente, e l'unica cosa è che praticamente la San Marco Petroli vedrà in un futuro migliorare il suo il valore patrimoniale, ma i cittadini non avranno nessun vantaggio. E quello che è grave da questa deliberazione, si condanna un territorio a non avere una speranza di un trasferimento di questa, perché non si parla di trasferimento in questa deliberazione, cioè la San Marco Petroli rimarrà là, e quindi vuol dire condannare un territorio a non avere una prospettiva, e questo è grave. Grazie vicepresidente. Ci spostiamo invece in velocità dal presidente del comitato, Enrico Pellegrini. Eccoci qui presidente. Allora, non è la prima volta che voi lanciate un appello, eppure totale silenzio. Ma io direi che siamo, come diceva Dario prima, siamo anche stufi di questo silenzio delle cosiddette istituzioni. Si presentano quando serve, vedi la campagna elettorale dove il sindaco è intervenuto distribuendo le mascherine, che sono state anche, come dire, consigliate dall'Istituto Superiore della Sanità, lo stesso Istituto Superiore della Sanità che poi anche consiglia, tra virgolette, su altri temi, e mi allargo un attimo, leggasi inceneritore di Eni che è qua addirittura d'arrivo, e sul quale si sono manifestamente espressi circa 2-3 migliaia di cittadini il 1° giugno, dicendo un chiaro no rispetto a tutti questi investimenti che sono
letteralmente letali per la salute di questo territorio. Anche perché ricordiamo che qui siamo veramente a poca distanza dal centro abitato. Qua siamo a circa 100 metri dal centro abitato, questa società qui doveva essere trasferita, come ha appena detto Dario, e noi abbiamo notato delle cosiddette incongruenze, abbiamo impugnato appunto la delibera e siamo ricorsi al TAR. Lo stesso assessore De Martin aveva organizzato sul tema benzene, nei mesi scorsi ci siamo spesi anche su questo, per poi rinviarlo a data da destinarsi. È un territorio, una comunità che grida vendetta anche legata al fatto che si registra continuamente un menefreghismo delle cosiddette istituzioni. Noi chiediamo a gran voce, e questo è l'appello che faccio, che vengano qui, che spendano una giornata per informare i cittadini su quello che sta accadendo, sui progetti che si sono arenati nel tempo, su quello che non si è fatto e soprattutto quello che si è invece fatto, legasi il taglio di 3.000 alberi di 3 anni fa, ed è questo l'appello che noi rivolgiamo, un appello sincero, un appello senza vis polemiche, un appello che speriamo venga accolto. Organizzate un'assemblea pubblica e parlate di quello che sta accadendo nel nostro territorio, ma molto francamente, liberamente, sentiamo cosa hanno da dirci. Ecco, basta che questa assemblea, dopodiché vi restituisco la linea, non sia come ha protestato invece il comitato contro l'inceneritore, che si è in qualche modo arrabbiato perché è stata indetta un'inchiesta pubblica sull'inceneritore online, e loro hanno detto che non ha alcun senso, è una sorta di farsa per loro. Beh sì, quello è un altro tema che si allarga un po' rispetto a questa questione. Noi denunciamo, facendo parte anche del coordinamento comitati, che questa è una cosiddetta farsa. L'assemblea deve essere pubblica, deve essere stabilita una sede come registra la legge e come lo dice chiaramente una serie anche di vicissitudini che abbiamo attraversato. L'assemblea deve essere pubblica, facevi giustamente riferimento all'edizione pubblica e invece la vogliono fare online, spedendo delle mail molto fortuite, molto poco circostanziate rispetto agli inviti, rispetto alle osservazioni che sono state fatte. Deve essere una cosa fatta bene, non una questione o delle cose organizzate in modo sotterraneo, un po' fuggitivo. Insomma, affrontate le vostre responsabilità. Cercate di capire che cosa pensano soprattutto i cittadini, e il coordinamento noi inceneritori, mi viene da dire, lo dice chiaramente, non è che facciamo le cose in modo sotterraneo o clandestino, noi siamo chiari sulle cose. Grazie Presidente Enrico Pellegrini, grazie anche alla Vicepresidente del Comitato Tutela Salute Ambiente e grazie anche a Rosanna. Allora eccoci qui, siamo tutti insieme, loro continuano qui con la loro protesta, l'appello è chiaro, qui da Malcontenta restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori, un ambiente migliore, un futuro migliore anche per le nuove generazioni che questa mattina hanno affrontato la prima prova dell'esame di maturità, una prima prova per 526.000 ragazzi. Noi siamo andati a Padova all'Istituto Tecnico Commerciale Calvi. Vocabolario di italiano in mano, come stai prima di iniziare la prova? Allora io in realtà molto bene, perché non vedo l'ora di fare questo esame e speriamo bene. Italiano in teoria dovrebbe essere il mio forte, puntiamo tutto su italiano perché economia aziendale è un po' un problema. È una gittata calma quella che si respira davanti al portone d'ingresso dell'Istituto Calvi. Gli studenti sono pronti, divisi in capannelli, alcuni hanno il vocabolario di italiano, molti non più. Tra riti propiziatori e ultimi consigli si preparano ad entrare i maturandi 2024 che stanno per cimentarsi con la prima prova, lo scritto di italiano, che dà il via all'esame. La nottata l'abbiamo passata comunque senza troppa ansia, quindi sì, sono abbastanza tranquillo. Preoccupa di più la prova di italiano o quella domani di economia aziendale? Diciamo economia sarebbe un bel tassello da togliere, italiano penso sia più fattibile. Alle 8:41, con l'arrivo dei codici dal Ministero, ecco svelate le tracce. Ungaretti e Pirandello, l'elogio dell'imperfezione, la storia d'Europa, l'uso dell'atomica e la comunicazione digitale. In pochi ci avevano preso. Che traccia sceglierai? Sono indeciso tra la tipologia B o la tipologia C, dipende quale sarà l'argomento di attualità, che secondo me è o intelligenza artificiale o anche femminicidi, visto che questo inverno ce ne sono stati tanti e brutti nella nostra regione. Spero vivamente che si dia valore per esempio al film della Cortellesi, perché vale, insomma, Davide di Donatello non è un premio
scontato, e magari Matteotti penso perché è ricollegato magari alle dittature, al fascismo. Archiviato il tema di italiano, domani è un altro giorno, ripasso matto e disperatissimo nel pomeriggio, tocca ad economia aziendale. È fattibilissima più della prima, quindi seconda prova tranquillo. L'anno prossimo che cosa farai a settembre? Sicuramente continuerò ad allenarmi, l'università, sicuramente andrò all'università, non so ancora quale, però bisogna ancora decidere. Penso lavoro, perché l'università non saprei, non avevo le idee chiare, quindi ho deciso di intraprendere questa strada col lavoro. Pausa per poi riprendere? Sì, penso di sì. Prima trovare una stabilità e poi ricominciare con lo studio. Economia aziendale, bilancio, dati a scelta è qualcosa di importante, ma si affronterà col sorriso e con la voglia di studiare e di mettersi in gioco, e quindi nulla è impossibile. E l'orale? L'orale, la parlantina non mi manca, e quindi a testa alta ci andremo. L'anno prossimo che cosa farai? Qua chiamo in aiuto Montale con il suo regime del non. So cosa non voglio fare, ma non so cosa voglio fare. Siamo a Treviso, nuove polemiche per il Parc Vittoria, un progetto di fatto nel caos. I lavori avrebbero dovuto partire quest'estate, ma pare le ruspe non siano ancora al lavoro. Diverse le problematiche, la prima tra tutte lo spostamento del monumento dei caduti, che tra l'altro si trova proprio ad un'altra scuola, l'Istituto Riccati. Noi siamo a disposizione per fare qualsiasi tipo e presentare qualsiasi tipo di materiale documentale necessario, però dobbiamo anche mettere dei paletti chiari, cioè insomma dobbiamo sapere cosa serve, in che termini, soprattutto dobbiamo capire quando possiamo partire con l'opera. Non sa da fare il Parc Vittoria, almeno per il momento. All'origine dello slittamento del cronoprogramma l'assenza ad oggi di un piano economico aggiornato. Il sindaco Mario Conte lo ammette, non senza scoramento, al di là dell'accordo tra Comune e Parcheggi Italia con la convenzione ratificata già a febbraio, il nodo resta quello dello spostamento del monumento ai caduti. L'una, la sovrintendenza, sarebbe in attesa di nuovi documenti, l'altra, il Comune, attende solo il via libera. Ho chiesto appuntamento urgente alla sovrintendenza per sapere come e in che modalità e in che tempi possiamo procedere con la realizzazione del parcheggio. L'ennesimo ritardo cui plaude in contemporanea all'opposizione, da sempre contraria al progetto, contro il quale era stata promossa anche una raccolta firme da parte di residenti e commercianti. L'ennesimo stop per Marco Zabai, consigliere del Partito Democratico, a sottolineare che si tratta di un progetto in fondo sbagliato. Ancora una volta si conferma quello che noi dicevamo da tempo, ovvero che Parc Vittoria è un progetto assolutamente sbagliato, che non serve, non risolverà i problemi che riguardano il centro storico, che avrà un impatto devastante sul sottosuolo del nostro centro storico, della nostra città, che ha un sistema delicatissimo idrogeologico, e che soprattutto non sarà reversibile. Una querela infinita per l'opposizione, che pone in dubbio anche l'intenzione dell'amministrazione di andare avanti con il progetto. Sotto sotto forse rivela che anche la nostra giunta non è così convinta e che vuole trovare delle formule per chiamarsi fuori. Adesso, invece che affidarsi alla sovrintendenza come se fosse la provvidenza, dovevano prendersi la responsabilità, quando governavano nel 2008, di non firmare quel contratto, quando governano oggi di non proseguire con quella scelta scellerata. A Venezia invece continuano le polemiche anche politiche sull'allestimento del villaggio Coldiretti in riva Sette Martiri, un evento che divide le opinioni tra chi apprezza l'iniziativa e chi la giudica totalmente inadeguata e dannosa. Venezia è la sede idonea ad ospitare un villaggio della Coldiretti? In città e nei social l'argomento tiene banco. Dal 28 al 30 giugno, tra Riva Sette Martiri e i giardini napoleonici, oltre a degustazioni guidate e rassegne enogastronomiche, sono previsti spettacoli di tradizione rurale, artisti di strada e anche la presenza di animali. Noi abbiamo proposto al Comune questo evento, credo che sia un evento mai realizzato di questo tipo a Venezia e credo che poi alla fine tutta la cittadinanza ne sarà soddisfatta, e questo supera ogni polemica. Ricordando anche come l'evento si sovrapponga alla sagra di San Pietro di Castello, il consigliere Giovanni Andrea Martini ha presentato in Comune un'interrogazione a risposta scritta. Che senso ha la relazione tra una città d'arte e una fiera dell'agricoltura? Quali sono gli interessi che hanno portato a una scelta di questo tipo? E che senso ha ancora intasare i turisti e i servizi di trasporto e le calli in modo da creare ancora più disagio agli abitanti?
E che senso ha utilizzare mezzi pesanti, muletti per l'installazione dei capannoni della Coldiretti? Una discussione che a Cafarsetti non è piaciuta. Se c'è qualcosa che non va, siamo qui a migliorare. Oggi ho fatto un sopralluogo per fare in modo che il cantiere si svolga nei migliori dei modi, ma basta offendere. C'è gente che offende sistematicamente anche di fronte a delle belle cose che riguardano questa città. Il dibattito è aperto anche sulla presenza di animali. C'è chi ha ricordato, tra l'altro, quando durante una manifestazione nel 2015 una mucca cadde in acqua assieme ad alcune balle di fieno fra il Tronchetto e Rio della Scomenzera. Animali grandi non ce ne saranno, ci sarà solamente una piccola mucca, ma perché? Perché è un animale locale, perché noi porteremo solo animali locali di piccola pezzatura. Allora noi andiamo adesso nel cuore di Treviso, Piazza dei Signori, dove è partita la campagna fotografica Noi siamo Treviso. Tutti noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa e quindi è importante partecipare a questo tipo di cose perché comunque sensibilizzano, aiutano, voglio dire, e poi è per qualcosa di molto importante la ricerca pediatrica è veramente fondamentale. Sotto la loggia dei 300, in occasione della giornata di apertura di Noi siamo Treviso, Sabrina Salerno si presenta in prima fila come testimonial dell'iniziativa, giunta alla quinta edizione con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la Fondazione Città della Speranza di Padova. È bellissimo dare l'opportunità di essere fotografati intanto da un grande professionista che ha tantissimo talento nei ritratti, avere questo ricordo di catturare e poi se si fa anche qualcosa di utile è molto molto più affascinante farlo ed esserci, quindi è importantissimo aderire, venite qua, fatevi fotografare, comprate la vostra foto perché serve ad aiutare una causa molto molto seria e importante. Dove i volti sono protagonisti, la nota cantante e showgirl invita alla partecipazione anche chi non è abituato a stare davanti ad una macchina fotografica. L'iniziativa promuove, oltre che a fin di bene, un'esperienza sempre meno frequente come quella di portare a casa una propria fotografia stampata e in bianco e nero. E di anno in anno stiamo raccogliendo veramente del materiale straordinario che consegneremo ai trevigiani del futuro per raccontare quella che è stata Treviso in questi anni. Fino a domenica 23 giugno, quindi, chi vorrà potrà cogliere l'occasione e farsi fotografare all'interno di un set dall'obiettivo di Giovanni Vecchiato, per avere un ricordo personale e allo stesso tempo per contribuire ad una buona causa. Foto che verranno esposte dal 5 luglio al Museo Bailo. Allora parliamo di sport, ora lo saluto e lo ringrazio davvero per essersi collegato con noi, il presidente del CONI del Veneto, Dino Ponchio. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora abbiamo intitolato questo suo contributo La legge dello sport che non aiuta le associazioni, ma vogliamo anche fare un sottotitolo. Lei è stato molto duro contro questa legge, lo sappiamo, ma è stato duro anche contro le dirigenze delle associazioni che come dire, spesso non sono presenti alle riunioni in cui questa legge viene spiegata. Voi come CONI insieme alla Regione del Veneto state cercando di portare delle osservazioni a questa legge, osservazioni che arriveranno in conferenza Stato-Regioni. A che punto siamo? Siamo a buonissimo punto perché la riunione Stato-Regioni con tema riforma la legge di riforma dello sport e del lavoro sportivo in particolare è stata effettuata ieri. Colgo l'occasione per ringraziare la Regione, l'assessore allo sport in particolare Corazzari e il dirigente De Lucchi perché hanno dato spazio alle proposte che il CONI ha sostenuto attraverso l'intervento diretto dell'avvocato Stivanello Biancamaria ieri in conferenza Stato-Regioni e tutte le nostre proposte sono state accettate in commissione e saranno portate alla riunione dei presidenti che auspico, spero, porteranno poi al ministro dello sport Abodi questi ulteriori contributi critico-propositivi per migliorare ancora di più questa legge che è partita irricevibile, è diventata, come dicevo io con un neologismo che non esiste ma che uso io, pessimissima. Adesso, a furia di urlare noi dello sport, è stata emendata 110.000 volte e è quasi applicabile. Abbiamo bisogno di ulteriori passi in avanti perché il popolo, il mondo dello sport possa accettarla e condividerla e soprattutto applicarla.
Quali sono i correttivi che avete proposto? Di che cosa ha bisogno il mondo dello sport? Mi sente? Sul momento io spero che lei mi senta, Io ma la io ho sento perso bene, la voce. Presidente, la sentiamo benissimo, sì. Noi la sentiamo bene. Noi la sentiamo bene, Presidente. Ci sente? Presidente, ci sente? Noi la sentiamo bene. Sì, prego. Sì, allora, quali sono i correttivi che avete proposto? Allora, i correttivi sono stati moltissimi, soprattutto relativi alla... No, Presidente, credo che sia stato spento il microfono, forse con il... Adesso? Sì, adesso sì. Va bene, proviamo così. Sì. Dicevo che i correttivi di questa ultima tornata di ieri mirano a far chiarire al legislatore, che ha fatto confusione perché evidentemente non è esperto del settore, come mi piace dire e lo confermo, fa confusione tra volontari e lavoratori sportivi. In questo momento c'è un'area di poca chiarezza, anche se i rimborsi spese per i volontari sono passati da 150 a 400 euro al mese, che questo ristora e dà speranze al popolo dei volontari puri, perché possano avere dei contributi per poter almeno come si può dire, venire incontro alle spese che hanno per fare i volontari, però devono chiarire bene il confine tra il volontario e il lavoro sportivo. Le proposte che abbiamo fatto ieri mirano soprattutto a questo. Senta, poi c'è anche il grande tema della burocrazia, no? Nel senso che un'associazione sportiva per sopravvivere ha tutta una serie di adempimenti in più. Ecco, avete cercato di limare anche questo? Sì, l'abbiamo fatto precedentemente. Purtroppo questo è un problema che permane. Il legislatore, il ministro stesso colgono relativamente il fatto che, se anche migliorata sui costi, i costi diretti di contributi previdenziali, assicurativi, eccetera, sono calati significativamente, ma resta sempre fisso il costo per le società. I costi fissi, perché non possono più fare da soli la gestione amministrativa delle ASD, società sportive. I segretari di una volta factotum non possono più fare da soli, le società devono andare dai commercialisti, dai consulenti del lavoro, adesso anche dai notai per la modifica obbligatoria di tutti, ogni e qualsiasi statuto, e questi sono costi che si aggiungono ai costi della legge, dell'applicazione della legge. Noi abbiamo calcolato che siamo attorno a un più 20-25, dal 20 al 30% in relazione al volume di attività della società, questi costi aggiuntivi, e che per tutte le società pesano moltissimo. Per le piccole sono un capestro da cui dobbiamo cercare di ancora sfuggire, perché non succeda, e finora non è successo per fortuna, che le società chiudano, o è successo in modo parziale. Dobbiamo evitare che le società di base chiudano. Senta, lei ha avuto un po' l'impressione, le farò una domanda forte, ma ha avuto l'impressione che il mondo dello sport sia stato un po' dimenticato? I grandi eventi sportivi, parliamo di Olimpiadi, ma poi le associazioni che insegnano lo sport ai ragazzi, i valori dello sport ai ragazzi, lasciate davvero, come dire, alla canna del gas? È proprio così, perché in un incontro col ministro Abodi che abbiamo fatto a Mestre, a me va bene, Abodi è anche un amico, sono tutti amici dello sport, ma a me va bene che Abodi vada ai mondiali di atletica, agli europei di atletica, adesso agli europei del calcio, che si faccia vedere nello sport illustrato. Ma questo è il momento in cui chi di dovere, il governo, così è più chiaro, deve passare ad aiutare lo sport, non solo a cercare di metterlo in ordine con la legge. La legge è in fase di applicazione,
Ora è il momento di aiutare in modo significativo il mondo dello sport di base, non fare chiacchiere, fare come ha fatto finalmente posso farlo come ha fatto il Veneto, che ha moltiplicato per 15 i contributi allo sport. È un mezzo miracolo, speriamo che continui in futuro a questo livello o come minimo a livelli molto più alti del passato. Adesso è il momento di aiutare lo sport. Si è voluto metterci mano e mettere le regole. Bene, le regole vanno applicate, ma come fanno gli altri stati che non danno le quisquiglie allo sport, perché si sbandierano sempre questi 450 milioni allo sport che dà lo Stato. Bene, gli altri stati danno miliardi allo sport, che faccia anche il governo italiano la stessa cosa. Lo sport che è inclusione, che è integrazione, la vera integrazione che davvero promuove una crescita sana dei nostri giovani. Ci preoccupiamo tanto dei giovani, poi alla fine non li aiutiamo a fare lo sport. Presidente, grazie davvero per essersi collegato con noi, siamo almeno riusciti a dare questa notizia e a lanciare questo messaggio importante. Grazie Dino Ponchio. Grazie a voi. Arrivederci. Il CONI Veneto, avete visto conferenza Stato-Regioni ieri, dunque ci sono dei risultati importanti anche grazie al grande lavoro del CONI per sostenere le associazioni sportive. Noi ci fermiamo, questa prima edizione termina qui, dopo di noi un approfondimento legato alle politiche abitative. Sapete che gli affitti sono in crescita, gli alloggi popolari un grande tema, c'è anche il tema degli sfratti, la casa sta diventando un'emergenza, parleremo di questo e sapete che in questo spazio potete intervenire anche voi da casa. Vi aspettiamo.